Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, buona serata a tutti. Siamo ritornati a Pieve di Soligo, 68esima edizione dello Spirito Gigante. Con noi l'immancabile Prologo che in questo territorio è sempre presente, presidente Mauro Gai, abbiamo Firmina Piccolo che è la segretaria e la vicepresidente Padovin Silvia. Ripartiamo però con il presidente, diamo voce al presidente, poi parleremo anche con te Firmina. Mauro, ben ritrovato, grazie di averci invitato in questa 68esima edizione, si parte alla grande. Certo, ciao Luigi e grazie anche quest'anno di essere intervenuto qui a Pieve di Soligo alla sagra del 68esimo Spirito Gigante, un numero che ormai diventa abbastanza pesante e ci stiamo avvicinando a grandi falcate al 70esimo, che stiamo già studiando come organizzare. Niente, ormai arriviamo all'ultimo fine settimana, questa sera è la serata del cinghiale in umido, cinghiale che comunque è sempre un piatto tipico del territorio, perché con le colline che ci sono a Solighetto pullulano di cinghiali e quindi anche questo fa parte della nostra tradizione. Qui a Pieve di Soligo ci teniamo molto a portare avanti tradizioni locali. Noi le Proloco servono a fare divulgazione di quello che è la cultura paesana, non è che dobbiamo fare la ristorazione, noi dobbiamo valorizzare i nostri prodotti e qui ne abbiamo veramente tanti. Abbiamo lo spirito Sua Maestà, abbiamo fatto la serata qui da Dici e Fasioi e la Soppressa, questa serata del cinghiale per arrivare al culmine domenica con lo spirito gigante di Quaglie. Firmina, Mauro ha messo tanta carne al fuoco, ma senza i volontari, queste sagre. Esatto, abbiamo più di 180 volontari di tutte le età, da 6 anni agli 80 anni. La soddisfazione grande è di vedere sempre più giovani chiederci di aiutare, di partecipare e di capire queste tradizioni. È la gioia più grande che abbiamo. Vicepresidente, a te però chiediamo di invitare i giovani di Pieve di Soligo a venire a fare volontariato qui. Certo, venite nella nostra Proloco perché è bello, abbiamo tanti giovani, noi comunque siamo giovani e venite anche con le vostre famiglie che noi siamo contenti di aspettarvi qui, vi aspettiamo. Mauro, che dire, questa serata ormai, questa edizione ormai volge al termine, però sicuramente devi dare un invito ai telespettatori a venire alla prossima edizione, la 69esima. Ma ci mancherebbe altro, intanto vi aspetto già domani sera e domenica alla cessione dello Spirito Gigante, per poi poter gustare la deliziosa quaglia di Pieve di Soligo cotta sullo Spirito Gigante. Vi rinnovo l'invito sempre per il 69esimo Spirito Gigante che è del 2026. Ricordo che le date nostre sono sempre quelle: la seconda domenica d'ottobre Spirito Gigante, prima domenica d'ottobre Tiro alla Fune, ultima domenica di settembre Gara degli Spiriti, che ormai è diventato, abbiamo fatto quest'anno la 5ª edizione, ma ormai è diventato veramente un must, una gara molto ambita anche qui nel territorio. Quindi avete capito benissimo, non è un gioco di parole, tanta carne al fuoco. I volontari di Pieve di Soligo vi aspettano sia per venire a degustare questi bellissimi piatti in questo bellissimo territorio, ma vi aspettano soprattutto anche voi giovani per venire a fare almeno una giornata di volontariato, perché sicuramente, e ne siamo certi tutti e quattro, questa è un'esperienza che segna la vita e vi dà lo spunto per continuare ad andare avanti e chissà poi che non vi piaccia. Caro Luigi, visto che ci siamo, visto che questa sera ti ho portato le quote rosa, io vorrei fare anche una piccola ma grande aggiunta, un'altra quota rosa. Allora passagli il microfono che gli facciamo dire qualcosa. Di aiutare tutte le associazioni di volontariato, qualsiasi associazione, in primis la Proloco, però tutte le associazioni, perché è un modo per crescere. E quindi se lo dicono i volontari in primis, noi vi aspettiamo qui la prossima volta, voglio vedere le vostre facce qui a mettersi in gioco per la Proloco di Pieve di Soligo, ma anche per tutte le altre Proloco, e noi ci vediamo il prossimo anno sicuramente davanti a questi teleschermi. Noi di Eventi del Territorio abbiamo terminato e vi auguriamo una buona serata.
Grazie a tutti Grazie. e continuiamo. Ciao. Venite a mangiare la quaglia!